Va ora in onda La belva civile. Mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Minuit chrétien s'élève solennel où l'homme dit descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père les courroux. Les mondes entiers tressaient d'espérance à cette nuit qui lui donnant sa vie. Peuple genoux, attente de délivrance. Noël, voici le Rédempteur. Noël, le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et les ciels est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uné, c'est qu'enchaîner les fers. Qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tout qu'il souffre mer. Peuple debout, chantez ta délivrance. Noël, chantons
decreto economia e legge delega per il riordino dell'urbanistica e dell'economia all'interno del nostro paese sono le due tematiche che hanno visto impegnato il governo nel corso dell'ultima settimana e che vedranno impegnata anche e soprattutto la Lega nel corso dei prossimi mesi per l'azione di governo che va verso la realizzazione del programma sottoposto alla valutazione degli elettori nel 2022. Vediamo di che cosa si tratta. Il decreto economia è andato a toccare tre tematiche fondamentali importanti per il rilancio ulteriore dell'economia all'interno del nostro paese, tre tematiche che verranno ulteriormente approfondite con nuovi finanziamenti e soprattutto nuove risorse nel corso della manovra di finanza di bilancio che ci apprestiamo ad adottare come Parlamento entro il 31/12 dell'anno in corso. E il decreto economia si muove soprattutto su tre direttrici molto importanti che riguardano l'utilizzo di risorse pubbliche a breve, medio e lungo periodo. Nel brevissimo periodo possiamo dire che sono stati stanziati ulteriori 44 milioni di euro per la celebrazione di questo enorme evento mediatico e soprattutto di marketing pubblico e sportivo per il nostro paese, ossia le Olimpiadi di Milano Cortina. Ebbene, queste Olimpiadi invernali, unitamente alle Paralimpiadi, non rappresentano semplicemente quello che è un profilo di carattere sportivo, ma rappresentano soprattutto un grande veicolo di promozione pubblicitaria, un grande veicolo di promozione per l'immagine sana, pulita, buona del nostro paese in tutto il pianeta. Saranno probabilmente oltre 5 i miliardi delle persone che potranno collegarsi o in diretta o in differita dal palcoscenico importante che si sta per aprire da qui a breve nella nostra penisola e soprattutto sui giochi invernali. Ebbene, parlare semplicemente, come fa la sinistra, di un costo inutile, di un costo che questo paese non si poteva sobbarcare, significa essere assolutamente riduttivi, lontani da quelli che sono gli interessi pubblici di una nazione e soprattutto lontani da quelle che sono le grandi direttrici di sviluppo economico di un territorio che conta 60 milioni di abitanti come quello dell'Italia. Ebbene, vale la pena ricordare che il governo di centrodestra ha impegnato su questo fronte investimenti per circa 3 miliardi e mezzo in totale, ma quegli investimenti non riguardano semplicemente opere di natura sportiva. Pensate un po' che soltanto il 15% di quegli investimenti riguarderanno strutture sportive che peraltro rimarranno anche dopo quella che è la celebrazione dei giochi invernali. L'80% degli investimenti da parte del governo sono stati invece stanziati per opere di carattere infrastrutturale che riguardano le infrastrutture pubbliche, soprattutto strade, piazze, strade di collegamento, tutto quello che può riguardare una sorta di innovazione di carattere tecnologico che attiene ai territori che verranno investiti da questa enorme iniziativa che, lo ribadiamo, non è soltanto di carattere sportivo. Quindi parlare in modo riduttivo di impianti che non servono, di impianti che magari rimarranno da qui a qualche anno desueto, significa continuare a ragionare con quella che è la logica della sinistra che confonde, che ha confuso per troppi anni il nostro paese l'investimento con i meri costi. Calcoliamo anche quello che è successo qualche anno fa quando a Roma imperversava il sindaco del 5 Stelle, la Raggi, che ebbe il coraggio durante una conferenza stampa rimasta purtroppo memorabile, ma memorabile in negativo, in quella conferenza stampa dichiarò al mondo che l'Italia, soprattutto Roma, non erano pronti per accogliere i giochi delle Olimpiadi classiche, le Olimpiadi ordinarie, perché
innanzitutto riteneva che Roma non fosse organizzata per un evento del genere e poi disse: ma noi dobbiamo evitare che con i Giochi Olimpici ci possano essere fenomeni di corruzione, di malaffare che possano essere portati avanti. È come dire sostanzialmente da parte di un chirurgo, da parte di un medico: dobbiamo evitare di tagliare quello che è il corpo umano, perché sì, si può intervenire per risolvere quelli che sono problemi di medicina, ma ci può essere lo spargimento in qualche modo di sangue e la necessità di ricorrere a qualche sacca di plasma. Ecco, il modo riduttivo con il quale il 5 Stelle e la sinistra ha portato avanti il governo del nostro paese per troppi anni in passato ha fatto sì che per troppo tempo il prodotto interno lordo del nostro paese fosse prossimo allo zero e soprattutto quel modo di fare ha creato difficoltà ed ostacoli all'interno delle pubbliche amministrazioni, perché per troppo tempo si è andati avanti con la paura della firma da parte dei dipendenti pubblici, si è andati avanti con la paura ed il sospetto dietro ogni singola pratica. Ora, il maleaffare deve essere sicuramente sanzionato, ma non si può partire da una presunzione di reità, non si può partire da una presunzione di colpevolezza davanti a tutto quello che riguarda l'incentivo, lo sblocco dell'economia e delle risorse pubbliche. Grazie a questo mega evento di carattere sportivo, ma soprattutto mediatico ed economico, il nostro paese, la parte buona, sana di questo paese, sarà sotto i riflettori di tutto il globo terrestre per circa 3 settimane. Si promuoverà ulteriormente quella che è l'immagine del nostro paese e l'indotto, soprattutto l'effetto collaterale positivo, si potrà svolgere e si potrà godere all'interno di quella che sarà la nostra economia per diversi mesi, anche e soprattutto per quanto riguarda la buona immagine del Made in Italy. Il secondo aspetto che ha riguardato il decreto economia ha coinvolto finalmente, e questo lo diciamo soprattutto con orgoglio da parte della Lega, quello che è il settore della sanità. Sono state infatti sbloccate risorse per i medici, soprattutto i medici di frontiera, quelli che quotidianamente mettono a repentaglio quella che è la propria responsabilità, ma per agire nei pronto soccorsi italiani o in alcune specializzazioni che vengono ritenute a maggior rischio di carattere giuridico. Ci stiamo riferendo ad esempio agli anestesisti, a coloro che portano avanti particolari attività senza le quali non ci sarebbe la possibilità di raggiungere livelli ottimali di efficienza e di qualità del Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto in alcune regioni del nostro paese in cui la sanità è e rimane una grande eccellenza da esportare non solo in Italia ma anche in giro per l'Europa. Ecco, a questo scopo per la prima volta il governo, centrando quelli che sono gli obiettivi non soltanto dell'autonomia differenziata ma anche e soprattutto della qualità delle prestazioni, ha reso possibile il reimpiego del 35% di quelle che sono le risorse che saranno risparmiate, nel senso che saranno sostanzialmente accumulate e quindi non gettate dalla finestra. Ecco, utilizzare quelle risorse all'interno di quelli che sono gli investimenti che riguardano gli aumenti contrattuali e le prestazioni accessorie che vengono portate avanti da parte di quelle che sono le specializzazioni a più alto rischio, dando la possibilità quindi di assumere alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere dei nostri territori, laddove vengano però prima centrati gli obiettivi del pareggio di bilancio e soprattutto dell'eventuale avanzo di gestione reso possibile attraverso una oculata utilizzazione di quelle che sono le risorse pubbliche. Questo significa portare avanti ciò che la Lega dice da anni, ciò che il centrodestra ha ormai metabolizzato all'interno di quella che è la propria compagine governativa e soprattutto all'interno di quella che è la mission di governo, ossia
utilizzare più risorse e dare più risorse a chi le merita davvero, a chi non le disperde, a chi si rende conto che parlando di risorse pubbliche si ha a che fare con quelle che sono le tasse, con quelli che sono i sacrifici degli italiani e che è giusto che vengano ben ricompensati. Ultimo asset all'interno del quale va a muoversi quello che è il decreto economia riguarda gli investimenti pubblici da parte dello Stato su quella che è la residenzialità pubblica. C'è un'enorme penuria di alloggi di carattere popolare, quindi residenze che vengono messe a disposizione dei comuni per coloro che non hanno una casa. Ebbene, grazie a quella che è una iniezione economica finanziaria voluta in primis dal vice premier Matteo Salvini e quindi da tutta la Lega, si avranno 106.000 nuovi alloggi a disposizione per l'edilizia residenziale pubblica, con un investimento che viene stimato attorno ai 6,5 miliardi di euro, quindi stiamo parlando di uno dei più grossi investimenti che vi siano stati nel corso degli ultimi 20 e 30 anni, in barba a quello che era il leitmotiv della sinistra, che ha parlato sempre in modo anche spropositato di valorizzazione della residenzialità pubblica, premiando esclusivamente in realtà in passato piccole, medie e grandi speculazioni edilizie, ma non portando mai avanti quello che è il diritto all'abitazione, il diritto alla casa, che dovrebbe essere uno dei diritti costituzionalmente garantiti da parte anche del nostro Paese. Per passare poi a quello che è il secondo aspetto importante che è stato sotto gli occhi di tutti e che riguarda ancora una volta come vengono spese, come vengono allocate le risorse del nostro Paese, soprattutto risorse che provengono dagli F23, dagli F24, dalle dichiarazioni di redditi di ognuno di noi e che nel miglior apprezzamento della belva civile alcune volte dà davvero fastidio vedere che vengano malversate, che vengano mal utilizzate all'interno di quella che è la spesa pubblica. Ci stiamo riferendo a quelli che sono gli sperperi da parte della burocrazia statale e anche della burocrazia degli enti locali in ordine a quella che è la materia della inerzia sull'urbanistica e sull'edilizia. Per troppo tempo gli investitori privati, piccoli, grandi e medi, coloro che hanno voluto portare avanti comunque un minimo di investimento con l'incremento del proprio patrimonio immobiliare, sono stati alla finestra ad attendere che ci fosse un esito favorevole delle proprie istanze di permesso a costruire, istanze di permesso di sanatoria o anche di mero condono. Ecco, finalmente il governo di centrodestra e soprattutto possiamo dire grazie a quello che è stato il lavoro incessante, il lavoro possiamo dire quotidiano da parte del vice premier Matteo Salvini, ha potuto portare avanti la legge delega di riordino della materia del testo unico sull'edilizia e sull'urbanistica. Il governo ha sostanzialmente adesso 12 mesi per attuare questa grande riforma che rimette mano ad un testo unico che parzialmente nel 2001 era stato riadattato, ma che ha bisogno di una grande spinta di innovazione per sbloccare investimenti e risorse e soprattutto per restituire la certezza del diritto rispetto a chi attende da troppi anni delle risposte. Non si tratta, lo diciamo subito, di nessun condono indifferenziato, perché si mette mano innanzitutto a quelle che sono le vecchie pratiche antecedenti alla primavera del 1967. Stiamo parlando di una era geologica, ma è un'era comunque costituzionale, perché una serie di pratiche che ancora giacciono all'interno degli uffici dei vari enti comunali,
per gli oltre 8.000 municipi sparsi sulla nostra penisola sono rimaste nei cassetti ed hanno bisogno di una celere definizione. Ecco, grazie a questa legge delega si cercherà di dare certezza a quelle che sono le domande di permesso a costruire, le vecchie cosiddette concessioni, che hanno bisogno, soprattutto in ordine a quello che è il profilo della certezza del diritto, ma la certezza del contribuente, di risposte celeri e soprattutto immediate. Si passerà poi molto velocemente a quella che è la materia anche del ripristino di un concetto molto importante che per troppo tempo è rimasto lettera morta. Stiamo parlando del silenzio che per la prima volta nella materia urbanistica sarà efficace come silenzio assenso. Infatti il DPR 380 del 2001, che è un testo unico che sostanzialmente ha portato avanti qualche innovazione, ma non una trasformazione vera e propria sulla materia urbanistica, ebbene quel testo unico prevedeva che la regola fosse il provvedimento positivo all'interno della pubblica amministrazione e che in caso di richiesta, di domanda, di concessione o di permesso verso l'ente locale, verso l'assessorato all'urbanistica, e vi fosse il silenzio, quel silenzio o quella inerzia, tanto per essere chiari, non potessero essere qualificati come assenso. Si era costretti a fare sostanzialmente il ricorso al TAR spendendo risorse ulteriori ed importanti all'interno delle aule di giustizia amministrativa, davanti al TAR, poi al Consiglio di Stato e se del caso addirittura davanti alla Corte di Cassazione. Ecco, tutto questo in linea di massima non sarà più previsto perché la regola che verrà introdotta salvo casi eccezionali sarà quella del silenzio assenso, ossia decorso un determinato termine che verrà fissato dalla legge delegata, ci sarà la possibilità di qualificare la eventuale inerzia, l'eventuale silenzio da parte della pubblica amministrazione come assenso, come accettazione di quella che è la domanda urbanistica, di quella che è la domanda edilizia che viene proposta dal privato. Questo significa avviare ancora di più quella che è la stagione delle riforme in termini di semplificazione del procedimento amministrativo, continuare sulla strada della normalizzazione del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, perché lo Stato non può essere visto come un cerbero magari a tre teste che quando può va a mordere quelli che sono gli interessi del cittadino o gli interessi del privato. Lo Stato deve invece essere visto come un contraddittore necessario, come il soggetto che va a redistribuire quelle che sono le risorse pubbliche, ma soprattutto va a fornire quelle che sono le risposte giuste con i tempi adeguati e con la puntualità del caso che si impone in un moderno Stato di diritto che nel 2025 ha l'obbligo e il dovere di dare risposte ai propri cittadini e quindi ai propri contribuenti. L'ultimo aspetto che viene trattato in questa nuova riforma è quello che attiene alla necessità di trattamenti uniformi da parte delle regioni in giro per l'Italia su quelli che sono i regolamenti edilizi. Non è ammissibile che ci sia da parte dei tecnici, dei professionisti, degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e degli altri legali in giro per l'Italia una valutazione diversa su quella che è la qualità del costruito o del costruire a seconda di quello che è il sentiment delle singole realtà territoriali. E non può esserci la possibilità che alcuni regolamenti edilizi in alcune zone dell'Italia siano più blandi, più larghi di maniche ed altri molto più restrittivi che permettano quello che poi è accaduto anche a Milano quando di recente grandi investimenti sono stati bloccati perché c'è stato l'andirivieni tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria, andando di fatto a mortificare quelle che sono delle istanze anche di ridefinizione
degli assetti urbanistici e dell'utilizzo delle volumetrie soprattutto all'interno dei centri urbani. Ecco, questo significa utilizzare quelle che sono le risorse utili del paese in funzione sempre dell'interesse pubblico superiore, ma valorizzando quello che è il diritto di libertà, anche lo ius edificandi, che non può essere una mera concessione, ma che deve essere un diritto pieno, esercitabile, esercitato da parte del singolo cittadino. Avete ascoltato